Non possiamo parlare di fine della crisi per un fatto semplicissimo: la crisi finirà ufficialmente quando aumenterà l'occupazione e diminuirà la disoccupazione. L'economia è creata per l'uomo, non il contrario, e finché c'è anche in Veneto un 8% di disoccupazione, che è molto meno di quanto a livello nazionale, però non si può parlare di fine di crisi. Però si può dire che nel 2014 il PIL in Veneto può crescere dell'1,1-1,2, molto di più del livello nazionale, ma questo il Veneto lo fa sempre. La ripresa economica del nord-est dunque sembra essere iniziata, anche se, come sostiene la CGIA di Mestre, per parlare di fine della crisi bisognerà attendere che cambi definitivamente in positivo la situazione a livello occupazionale. E mentre si parla di ripresa a nord-est, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sferza imprese e sindacati. La loro rigidità, dice, frena lo sviluppo, posizione dalla quale la CGIA non si discosta molto. Visco si sta contrapponendo in pratica al sindacato, in particolare alla CGIL e in particolare a Confindustria, anche agli altri, anche a noi, ma in particolare a questi che si sono opposti alla manovra Renzi, che dicono che non va bene investire i soldi in IRPEF, no? Nell'abbassare l'IRPEF, e dicono, e sono contrari, dalla Camusso a Squinzi, no? Loro si oppongono, noi invece siamo favorevoli perché secondo noi la manovra è quella giusta.